Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Stefano Feliciane, che è risultato il migliore assistente parlamentare al Parlamento europeo. Quindi insomma per noi triestini è una soddisfazione, verrebbe da dire in una giornata in cui l'Italia piange per la terza volta di fila l'essere stata esclusa dal campionato del mondo di calcio, consoliamoci con quello che abbiamo a disposizione. Comunque, al di là delle battute, credo sia intanto anche una soddisfazione, perché significa che il tuo lavoro è stato riconosciuto non soltanto e non solo dai tuoi pari, perché mi pare di capire, così spieghiamo anche di che cosa si tratta, che la scelta è avvenuta grazie alle segnalazioni di più di una categoria di persone coinvolte. Sì, esattamente, e per la prima volta questa The Parliament Magazine, che è un mensile in inglese molto letto a Bruxelles negli ambienti parlamentari ed europei, ha lanciato un premio dedicato al miglior assistente parlamentare, ne ha fatti 27 in realtà, uno per ogni Stato membro. E vincere nella categoria italiana è stato ovviamente un grande onore anche da triestino, a maggior ragione, e soprattutto la cosa bella è che uno poteva essere segnalato per questo tipo di incarico anche da altri soggetti, non solo da colleghi assistenti, ma da funzionari del Parlamento, da parlamentari stessi, anche da persone esterne al Parlamento, che per qualche ragione ti volevano segnalare per questo tipo di cose. E per me è un grande piacere. Esiste già, mi dicevi, un riconoscimento per il miglior parlamentare europeo. Questo è un riconoscimento che è un riconoscimento in più, insomma, una cosa nuova. Sì, una nuova categoria, perché sono ormai, penso che questo premio nasce sulla scorta dei più famosi MEP Award. MEP sta per Member of European Parliament, cioè europarlamentare. Ne hanno fatti, penso sia la 22esima edizione che fanno, e anche lì selezionano europarlamentari migliori ogni anno per chi è più innovativo, chi crea un miglior clima in ufficio, chi ha gestito dossier più complessi, così. Quest'anno hanno lanciato per la prima volta un'edizione speciale per gli assistenti parlamentari, che credo che rimarrà di anno in anno, perché siamo quasi 2000 in Parlamento di nazioni diverse. E quindi vincere la prima volta è insomma un gran piacere, ecco. C'è il terzo mandato là, potete anche... Quanti se ne vuole? No, dico, potete anche concorrere l'anno prossimo. Volendo sì, dico, però chi lo sa, vedremo le prossime edizioni. Sì. Qual è il compito di un assistente parlamentare per quanto riguarda l'Unione Europea, insomma? Noi abbiamo un lavoro che in realtà è molto poliedrico. Io sono in Parlamento da 11 anni, non ho mai avuto una giornata uguale a un'altra. Noi possiamo passare da giornate in cui scriviamo e negoziamo legislazione, anche in più lingue, a momenti in cui dobbiamo gestire rapporti con portatori di interessi, che può essere incontrare dai sindacati ad associazioni di categoria, organizzazioni non governative, a preparare note stampa, a preparare discorsi, preparare invece documenti interni che poi permettono ai nostri deputati di approfondire i temi, o studiare noi stessi tematiche che magari perché nessuno è onnisciente, tematiche che non conosciamo. E devo dire, o formare tirocinanti o colleghi più giovani. È veramente una geometria molto variabile. Fate riferimento ad un gruppo, fate riferimento ad un parlamentare europeo? Come funziona da questo punto di vista? Gli assistenti parlamentari, mentre noi siamo abituati in Camera e in Senato ho pure lavorato, a essere un sistema molto più flessibile, molto più fiduciario, molto più mobile. Il Parlamento europeo l'assistente parlamentare è una figura molto ben inquadrata, con degli obblighi disciplinari molto precisi, con un contratto molto preciso. Il parlamentare può averne fino a 4. Può scegliere delle persone, comunque poi tutti i titoli vengono vagliati dal servizio del personale del Parlamento, quindi chi ha la laurea, e poi tendenzialmente l'assistente parlamentare lavora normalmente a contatto con un europarlamentare di uno specifico gruppo parlamentare. Io per esempio lavoro per un europarlamentare di Verona di Fratelli d'Italia, che si chiama Daniele Polato, ma questo non vuol dire che magari un ungherese non possa lavorare per un bulgaro, oppure un francese per uno spagnolo. Molte volte in molti uffici ci sono anche assistenti parlamentari di altri paesi, e questo rende la cosa anche, penso, molto interessante. Quando parliamo delle istituzioni europee, no, Stefano, noi delle volte abbiamo
ancora un po' di confusione in testa, no? Nel senso potrebbe anche dipendere dal fatto che la stessa struttura delle istituzioni europee è un po', un po' complicata, insomma. Chiariamo un attimo, giusto per... Allora, c'è il Parlamento europeo, che è quello che viene eletto ogni 5 anni. La prossima volta cos'è? Tra 2029. Si vota gli anni dei 4 e gli anni dei 9. Ah, già è facile, 4 e 9, eccetera. 79 fu la prima elezione e da lì... 79, quindi la prossima celebra anche i 50 anni del Parlamento europeo. Poi c'è il Consiglio, là mi perdo anch'io, devo dire la verità. Allora, noi siamo abituati a un sistema a 2 teste, quindi il governo, almeno in Italia, e poi il Parlamento, Camera e Senato, che danno la fiducia al governo. L'Unione Europea invece è un sistema a 3 teste, perché ha il Parlamento che rappresenta, diciamo, in generale il popolo, perché tutti possono votare nelle elezioni, chi ha più di 18 anni. Poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea, che invece rappresenta gli Stati membri, e normalmente si siedono in quella sede i ministri. Qualche giorno fa c'è stato il Consiglio Agrifish, cioè sull'agricoltura, per noi c'è andato il ministro Lollobrigida che rappresenta l'agricoltura. L'attività ordinaria in realtà è fatta dal Coreper, cioè dagli ambasciatori permanenti che fanno il day by day, poi i ministri vanno per gli incontri specifici. Poi invece la Commissione è una struttura diversa, perché la Commissione rappresenta, diciamo, il vero, chiamiamolo vero governo, il custode dei trattati, e lì elegge Ursula von der Leyen, che è la Presidente, e i commissari dell'Unione Europea che sono espressi dai paesi, però non dovrebbero essere dirette, cioè non fanno l'interesse del paese membro come il ministro del proprio paese in sede di Consiglio. E la Commissione è quella che ha il potere legislativo, è quella che poi ha una struttura molto grossa, con tutte le varie direzioni generali, e poi dà attuazione a tutta la normativa europea. Direzione generale agricoltura, ambiente... Nel Consiglio, ricordami chi c'è di italiano, il vicepresidente, no? Che è Fitto. Nella Commissione. Uno dei vicepresidenti attualmente è Fitto, con la delega alle regioni e alle politiche regionali, che poi è sempre stato un tema a cui lui è molto sensibile. Come posso dire? Allora, io mi ricordo che una volta, parecchio tempo fa, 20 anni fa per essere sincero, andammo non mi ricordo a seguito di quale iniziativa, ma insomma siamo rimasti 3 giorni a Bruxelles, e io mi ricordo, e ho fatto tesoro di questa cosa, che tutti gli addetti con cui parlavamo dicevano: c'è un equivoco fondamentale quando si parla del lavoro dell'Unione Europea in genere, perché dice: voi la mettete nelle pagine di esteri di un giornale ed eventualmente anche di un telegiornale, laddove dice, ci hanno detto in parecchi, paradossalmente dovreste metterlo nelle pagine addirittura locali, perché non riesce a passare l'idea che tutto quello di cui si occupa l'Unione Europea si riverbera direttamente sulla vita quotidiana di tutti i giorni. Nell'altra trasmissione che io conduco, Trieste in diretta, non c'è volta in cui non si parla di progetti europei che vedono coinvolte l'università piuttosto che altre realtà scientifiche della città. Non c'è progetto dove non veda appunto la partecipazione dell'Unione Europea. Cos'è mancato e cosa manca evidentemente? C'è un passaggio che non riesce a scalfire determinate barriere? È un problema soltanto nostro? In realtà molto dipende anche da che temi affrontiamo. Io non so l'ultima volta che tu sei passato il confine, sei stato in Slovenia o in Croazia, ma ti ricorderai gli anni in cui non appena andavi a Officina o a mangiare uno smizza, il telefono agganciava la rete croata, tuo papà ti mandava un messaggio e spendi 3 euro solo perché era arrivato. Ecco. Sì. Adesso questa cosa da molti anni non c'è più, c'è il roaming europeo, ovviamente con dei limiti, e questo sembra una sciocchezza, ma è un esempio concreto di come in realtà l'Unione Europea ha inciso sulla vita di tutti noi. In quegli anni là, proprio quando faccio riferimento a quando una delle discussioni riguardava proprio anche il roaming. Certo, non mi ricordo esatto. Con quale commissario, una signora piuttosto... Esatto. Insomma,
Ci sono certi temi su cui l'Unione Europea ha sicuramente più capacità di aggregare consenso e di fare e di operare in senso concreto per la vita delle persone, perché sono magari tematiche dove ha una base giuridica per poterlo fare, i trattati dell'Unione Europea, e dove magari ha un precedente per poterlo fare. Penso alle politiche agricole che esistono ormai da 70 anni, la PAC, la politica agricola comune, e altri che sono settori nuovi, per esempio il settore che conosco meglio io, la difesa, che è quello su cui lavoro di più, sono settori molto più recenti, o le politiche spaziali, queste magari ovviamente impattano una parte minore della popolazione. Poi ci sono dei temi che sono oggettivamente abbastanza lontani dalla nostra quotidianità. Se la Commissione Affari Esteri, dove pure ho lavorato, vota una risoluzione a favore di Taiwan, ecco, non incide sulla nostra vita come il roaming per andare in Slovenia, ma ci sono sempre più settori, cooperazione scientifica, come dicevi prima tu, industria, cultura, ma pensiamo per esempio, adesso sto negoziando un grosso dossier sull'acciaio, per esempio sul problema dell'acciaio, noi abbiamo la Danieli che sta qui in regione, ma tante altre nel Bresciano per esempio, e dove l'Unione Europea veramente può muovere, la normativa europea può muovere le cose nel senso di permettere, non permettere o facilitare o impedire certi tipi di cose. Una delle cose più recenti, per esempio l'esplosione dei voli low cost in Europa, è stata permessa anche dalle famose accordi di Schengen che permettono di andare da un paese all'altro dell'Unione Europea mostrando sulla carta d'identità oppure in maniera più facile, ecco. Certe cose sono più avanti, direi che è una specie di corsa automobilistica, ci sono certi settori che sono più avanti di altri, per ragioni anche di interessi, di pressioni di interesse delle categorie su certi settori, altri sono un attimino più indietro, però insomma chiaramente l'Unione Europea è una specie di edificio in grande costruzione, ecco. Continua a essere. Voi proprio che ci lavorate diciamo quotidianamente eccetera, che sensazione provate quando leggete sui giornali tipo l'Unione Europea si dimostra ancora una volta debole? Mi rendo conto che è una questione più politica, però insomma penso che vi riguarda in ogni caso, insomma. Beh, ci sono sicuramente dei settori su cui è più difficile operare. Faccio un esempio concreto, la questione dell'Iran, che in questi giorni tiene tutti particolarmente attenti per ragioni abbastanza evidenti. È chiaro che, per esempio, senza una difesa comune è molto difficile pensare che l'Unione Europea possa fare qualcosa a parte delle proteste, delle critiche o dei comunicati stampa o così. Invece ci sono magari degli altri momenti quando sono delle grosse crisi umanitarie, catastrofi, così, dove invece per esempio l'Unione Europea con la protezione civile europea ha più facilità di intervenire perché ha gli asset, ha la sala controllo, può chiedere agli Stati membri di allocare gli aerei, così. Chiaramente sono certi settori che gli Stati tendono a tenere più per sé, la difesa in primis, perché l'esistenza stessa dello Stato, difesa, sicurezza, altri su cui invece gli Stati hanno una forte cooperazione e questo facilita l'Unione Europea. Chiaramente l'Unione Europea corre dove può correre, il successo in altri settori è ovviamente più rallentata perché dove ci sono più differenze è meno facile trovare consenso. Percepite un interesse da parte dei giovani alle questioni che hanno a che fare con l'Unione Europea? Perché credo sia fondamentale anche in questo campo capire se i giovani sono interessati. Sì, beh, sicuramente sì. Io nella mia vita passata ho avuto la fortuna di essere uno dei pochi italiani che è stato eletto anche nel direttivo del Forum Europeo dei Giovani, che devo dire sempre da triestino, così un po' egoisticamente fa piacere vedere Trieste la città anziana, no? Invece io mi permetto di dire questa cosa. C'è sicuramente e io lo vedo soprattutto in alcuni paesi per cui l'Unione Europea è ancora, e penso ai paesi diciamo dell'est Europa o alcuni altri paesi in cui è veramente una valvola di sfogo oppure un'ambizione. Faccio un esempio, io sono una collega norvegese che diceva io devo prendere 3.500 euro al mese per stare a Bruxelles, me li prendo a casa mia, a me non interessa andare lì. I paesi del nord, parlo della Danimarca, parlo della Svezia, parlo della Finlandia, sono forse l'Unione Europea un po' meno attrattiva perché in termini di salari, loro hanno già un buon welfare state a casa, possibilità di lavoro, mobilità sociale, chiaramente altri paesi come l'Italia o certe zone più del sud Europa è meno, però sicuramente diciamo che in Italia questo tema dell'Unione Europea è sicuramente molto sentito anche perché comunque aveva una lunga storia anche di immigrazione, penso in Belgio abbiamo 400.000
400.000 persone che ci vivono e così. Chiaro che devo dire, questa diversità secondo me è una delle cose più belle nelle quali viviamo, cioè lavorare con colleghi rumeni, svedesi, finlandesi, così, e poi a loro volta magari hanno famiglie ibride dietro le spalle, secondo me è la cosa più bella. Su questo noi triestini saremmo quasi, come dire, per natura addirittura più portati, no? Perché... Io per esempio ho scoperto che con i colleghi ungheresi ho una specie di click ancestrale, quando negozio dei dossier non dico abbiamo battute uguali, ma certe cose veramente abbiamo delle linee mentali difficili da spiegare, però che ci rendono, penso un triestino, ecco, che ha vissuto bene Trieste, lo prende, si connette subito su queste frequenze, cosa che già per esempio un milanese o un veneziano secondo me difficilmente potrebbe Forse me l'hai detto prima mentre ci preparavamo alla diretta. Tu sei l'unico triestino che lavora, no, cioè nel senso... Oddio, c'è qualcuno. Come assistente parlamentare sei... Pochissimi, penso siamo 2, 3, una cosa. Ah, comunque... Molto pochi. Friuli-Venezia Giulia è una regione un po' per ragioni di popolazione. Beh, sì, questo anche è vero. E abbastanza direi sottorappresentata nelle istituzioni europee. Scopri casualmente ogni tanto qualche triestino che sta lì, ma tendenzialmente pochi. Però quando ci mettiamo in campo riusciamo a vincere anche noi, qualche volta riusciamo a correre anche noi. Ma la regione ha ancora una sede, no? Di rappresentanza come no. A Bruxelles, che tra l'altro ospita anche, correggimi se sbaglio, parecchie iniziative culturali, fra l'altro, quindi insomma è un po' è un luogo dove tutto si tiene, insomma, per certi aspetti. Allora io ringrazio Stefano Feliciano. Speriamo che queste occasioni di diffondere il verbo aiutino a nuovi magari studenti che finiscono l'università a applicare per stage, a venire. Noi veniamo anche da una regione dove per fortuna a livello, penso, di professionale, di opportunità di lavoro, grandi imprese, le opportunità ci sono, ecco. Però chi vuole venire... arrivare a sottolineare questo, oggettivamente. Grazie allora a Stefano Feliciano per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie mille a voi, è sempre un piacere essere qui. E alla prossima, insomma. Adesso noi invece andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, il nuovo segretario generale del porto, Natale Ditel, si è presentato quest'oggi a Trieste subito dopo la nomina con voto unanime del primo comitato di gestione dell'era Consalvo. Conosco Trieste, è una città che amo, una città meravigliosa, bellissima, persone accoglienti e ho sempre desiderato, chi ama i porti ha sempre Trieste come modello, perché Trieste è un modello unico non solo a livello italiano ma a livello internazionale. Pensiamo solo a quello che è il Portofranco, con le norme internazionali che ci consentono di avere un vantaggio competitivo rispetto a tutti che noi dobbiamo saper sfruttare. È ben consapevole dei punti di forza del porto di Trieste il nuovo segretario generale dell'autorità di sistema, Natale Ditel, nominato solo ieri nel primo comitato di gestione su proposta del presidente Marco Consalvo, il quale, scegliendo il profilo tecnico e di lunga esperienza nell'amministrazione portuale dell'avvocato cagliaritano, ha inteso rafforzare la squadra in vista delle sfide che attendono gli scali di Trieste e Monfalcone nell'orizzonte dei prossimi 4 anni. L'ho scelto perché è una figura che deve essere complementare alle mie skill, alle mie competenze, quindi soprattutto una conoscenza e un'esperienza già fatta in altri porti come segretario generale, una conoscenza della pubblica amministrazione che secondo me sono le competenze che insieme alle mie aiuteranno a raggiungere gli obiettivi dei prossimi 4 anni. Io sono stato amministratore delegato della Free Zone Cagliari, abbiamo anche noi una Free Zone che non è ovviamente paragonabile al Portofranco di Trieste che come dicevamo è un unicum internazionale e oggi dobbiamo acquisire una consapevolezza ulteriore di come poterlo sfruttare e sono convinto che abbiamo tutti i requisiti per poterlo fare.
In uno scenario internazionale che presenta molti elementi di preoccupazione, la squadra dell'autorità portuale pensa già agli investimenti e alle priorità dei primi 100 giorni. Il PNRR mantenere le scadenze, cioè abbiamo da costruire dei cronoprogramma molto duri, molto chiari e rispettarli. PNRR, Molottavo, Servola, insomma i dossier sono tantissimi. Il neosegretario ha intenzione di incontrare al più presto il personale, vera forza del porto, per lo sviluppo di Trieste guarda senza dubbio al bacino del centro-est europeo. Trieste, non dimentichiamo che è il porto dell'Ungheria che non ha sbocchi a mare e le nostre merci vanno in Baviera, vanno in Austria, vanno dappertutto. Noi dobbiamo solo potenziare questo traffico e abbiamo tutto per farlo. Il capitale umano, che è la cosa più importante quando si lavora, potenzieremo anche il capitale umano. Stipati nel vano bagagli di un autobus di linea in condizioni insostenibili, la polizia di frontiera ha salvato 11 cuccioli di barboncino nano. Il controllo al valico di Pese, pesanti sanzioni al proprietario degli animali e al conducente del mezzo. 11 cuccioli di barboncino nano di età compresa fra le 8 e le 12 settimane, stipati in gabbie piccolissime nel vano bagagli di un autobus di linea proveniente dalla Romania e diretto in Francia, animali rinchiusi al buio, senza cibo né acqua, mancava anche l'apposito impianto di ventilazione. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Frontiera che hanno intercettato il mezzo al valico di Pese. L'operazione risale alla mattina di venerdì scorso. I barboncini sono stati trovati a seguito di un ordinario controllo. Alcuni dei cuccioli erano praticamente incastrati nel trasportino, impossibilitati a effettuare qualsiasi movimento. Immediatamente il personale della Polizia di Stato ha messo in sicurezza gli animali, contattando anche il medico veterinario dell'azienda sanitaria che ha accertato le precarie condizioni in cui versavano i cuccioli e la loro sofferenza dopo il lungo viaggio. Quindi è stato disposto il sequestro sanitario dei cani, che ora si trovano in una struttura protetta e sono disponibili per l'adozione, secondo le modalità indicate sul sito internet dell'azienda sanitaria. Il proprietario degli animali e il conducente dell'autobus, entrambi cittadini moldavi, sono stati pesantemente sanzionati per l'introduzione, il trasporto e la cessione illecita di animali di compagnia nel territorio nazionale e la mancata protezione dei cuccioli durante il trasporto. L'autobus è stato posto sotto sequestro. Adesso il collegamento con la sala operativa della polizia locale. C'è in linea per noi l'ispettore Paolo Gurtner. Buongiorno. Ispettore, le chiedo innanzitutto se ci sono particolarità per quanto riguarda il forte vento che, come da previsione, si è cominciato a sentire a metà mattina. Sì, effettivamente dalle 11 abbiamo avuto un innalzamento dell'intensità e quindi di conseguenza tutta una serie di interventi relativi a questa problematica, come ad esempio i soliti cassonetti che si muovono in maniera autonoma per le vie, soprattutto abbiamo avuto segnalazioni in via Soncini, sia all'inizio al civico 10 ma anche verso la fine, ma la situazione più critica attualmente la stiamo affrontando in Campanelle 266 all'intersezione con via Budrio. Per fortuna l'arteria è chiusa, quindi il traffico è prettamente rionale, dove c'è una problematica legata a cavi elettrici probabilmente riferiti all'illuminazione pubblica, che sono praticamente altezza uomo per circa 50 metri. Diciamo sul posto, c'era anche l'ufficiale in turno sul posto e abbiamo attivato chi di competenza per ovviare a questa problematica. Ci sono state poi ulteriori segnalazioni per quanto riguarda cantieri un po' ballerini, sia in via dei Montecchi che in via Baiamonti, angolo Ronchetto, per alberi o rami pericolanti in via di Miramare, Borgo San Sergio in via Forti e anche in strada Nuova Propicina, angolo via Belvedere, per Bella Vista, che per fortuna al momento non hanno causato problematiche per quanto riguarda il traffico. Per fino al giorno 2 la chiusura della galleria Carso in direzione Venezia. Abbiamo riaperto ieri la via D'Alviano, quindi il transito regolare. I giardini pubblici ovviamente sono chiusi fino a nuovo d'ordine. Direi che per il momento non abbiamo altre cose da riferire. Ecco, solo questo, ne approfitto. I giardini pubblici quindi sono ancora chiusi e probabilmente anche domani, mi pare di capire, cioè non è che erano chiusi soltanto oggi. No, ieri è venuto l'avviso che oggi erano chiusi
per quanto riguarda l'innalzamento dell'intensità della lavora. Fino a nuovo ordine per me rimangono chiusi. Quindi se domani eventualmente l'ufficio del verde pubblico sì, era questo che volevo sottolineare, proprio questo, ecco, insomma. Non è competenza nostra decidere poi di aprire o chiudere, quindi noi ci riferiamo per quanto riguarda che viene comunicato, il verde pubblico, ai loro dirigenti, eccolo. Ok, grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Saluto a tutti quanti, buon pranzo. Allora, si potrà visitare a partire da domani la mostra Una Sfinge l'attrae Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna, allestita alle Scuderie di Miramare. Così Massimiliano Osanna, a capo della Direzione Generale Musei, sintetizza il ruolo di Miramare all'interno del sistema museale italiano, che è un ruolo, come sentirete, di primo piano. Un po' un luogo mitico, perché tra l'altro fa parte proprio, e nella nostra mentalità, anche italiani, di un pezzo importante della nostra storia. Io ricordo quando ho messo piede alla direzione generale 5 anni fa, il primo luogo che ho visitato è stato Miramare. Ho scelto proprio Trieste come prima visita istituzionale, proprio perché ero molto interessato ad un luogo in apparenza periferico, ma che invece è centralissimo per la storia europea e dunque del mondo. E qui veramente si sente la storia attraverso i luoghi che come Miramare si serba la memoria di personaggi, di vicende che sono essenziali per la storia italiana ed europea, quindi credo che sia un posto imprescindibile all'interno del sistema museale nazionale, e non è un caso che c'è moltissima attenzione da parte del Ministero della Cultura da tanti punti di vista, a cominciare dai finanziamenti che sono sempre significativi per questo luogo, che si è visto veramente trasformare negli ultimi anni anche grazie alla direttrice Contessa, che qui ha fatto un ottimo lavoro, e il parco è stato veramente restituito a Trieste e alla comunità come un giardino pubblico per tutti, dove è bello passare del tempo, è bello attraversare un luogo denso di storia e di memoria, ma anche bellissimo dal punto di vista naturalistico. Allora, la consigliera comunale del Partito Democratico Rossana Pucci aveva denunciato i lavori nelle scuole e mancate manutenzioni. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi risponde: Pucci non è aggiornata, opere pianificate e lavori in corso. Non pianifica per tempo gli interventi dell'edilizia scolastica, ma interviene con l'urgenza, con interventi tampone. Venga in assessorato, le accolgo a braccia aperte, viene un giorno con me, una mattina, insomma in base alle sue possibilità di essere qui in comune presente, le faccio vedere insieme agli uffici il grande lavoro, facciamo il sopralluogo insieme, se vuole partecipare anche a qualche conferenza stampa che organizzo per presentare i lavori, sono qui. Non le manda certo a dire l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che risponde così alle critiche della consigliera comunale del Partito Democratico Rossana Pucci. L'esponente Dem aveva attaccato sul fronte dell'edilizia scolastica, richiamando lavori non ancora eseguiti e denunciando ritardi sulle manutenzioni. Abbiamo organizzato trasferimenti di ragazzi in altre scuole, adibito scuole a scuole contenitore, Molo Quarto, comprato addirittura contenitori per i nidi, trasformato per le esigenze, ad esempio Sauro Spaccini, l'ex scuola ex Timeus alle esigenze della Sauro Spaccini. Stiamo portando a casa tutti i PNRR, via Tigor, che lamenta i ritardi del consigliere, abbiamo terminato ieri la fase PNRR, ora va avanti il cantiere per quanto riguarda contributo comunale e regionale di restauro, Caprin. Questa questione, i ragazzi rientreranno a scuola a settembre, fondi PNRR finiti, 2 asili nido terminati a San Giovanni. Più nello specifico, la consigliera Pucci aveva sollecitato la giunta di piazza a provvedere alla rimozione dell'amianto dai pavimenti della scuola Pittoni, al ripristino del muro di cinta della Laghi a Campanelle e alla sistemazione delle porte a vetro della Saba, segnalate dalla consigliera come potenzialmente pericolose. Scuola Pittoni è anche sbagliato quello che dice, perché non si tratta solo dell'amianto in un'aula, si tratta di un problema al tetto, un progetto già finanziato, già esecutivo, che sta andando in gara, i lavori si vedranno quest'estate. Alla scuola Laghi il muro, anche qui lei non conosce il tema, è stato puntellato, certificato dallo strutturista, non c'è pericolo, si deve intervenire sul muro, ma stiamo valutando come, perché è l'unica strada di accesso per quanto riguarda delle abitazioni private, perché un muro adiacente a una strada pubblica. Per quanto riguarda la scuola Saba, ci sono le pellicole sui vetri, quelle pellicole che permettono quindi di non creare un danno nel momento in cui si rompe il vetro. Verificheremo nei giorni di Pasqua effettivamente a scuola chiusa se è necessario ripristinarlo o aggiungere altre pellicole se mancanti.
In chiusura i lavori per la parte strutturale della palestra di via Frausina a San Giacomo, l'impianto sarà fruibile entro fine anno. Era circa un anno fa quando col sindaco di piazza siamo venuti in via Frausin per vedere lo stato dei lavori della palestra. C'era solamente lo scheletro della struttura, adesso la situazione sindaco è totalmente diversa, la parte strutturale viene ultimata e poi insomma capiremo anche le tempistiche poi per la fruibilità. Questa è una cosa per i giovani molto bella, finiremo i lavori adesso fra un paio di mesi credo e dopo ci sarà l'arredo. E a fine anno avremo un'altra palestra. Un'altra palestra con anche una foresteria e la possibilità di ospitare i ragazzi. Noi puntiamo sui giovani, pensate a quello che stiamo facendo a Barcola per i ragazzi. Contiamo di consegnare questo nuovo impianto alla città entro fine anno. È un impianto che sarà bellissimo, in parte finanziato PNRR, in parte con fondi regionali e comunali, avrà quindi la possibilità di avere anche il pubblico, come la palestra San Giovanni, avrà quindi spogliatoi, parte arbitri, uffici e soprattutto al piano superiore anche delle stanze dedicate a foresteria, quindi ai ragazzi e alle ragazze che magari arrivano da altre città per allenare o per fare anche competizioni. Ci tengo a dire due cose, al netto dell'importo che è consistente anche qui dell'opera 5 milioni e 3, due cose importanti e da non sottovalutare. Questa chiederemo a chi sarà poi il concessionario di destinare le mattine la palestra alle scuole qualora sia necessario. Ovviamente tutte le scuole del rione, chi ha necessità potrà ovviamente farne uso per portare i propri ragazzi e le proprie ragazze. In più abbiamo anche risolto la questione relativa al parcheggio, andando a individuarlo in dei parcheggi già esistenti entro il chilometro linea d'aria della struttura, quindi non andremo a toccare né la scuola Duca d'Aosta, ovvero utilizzare la loro parte esterna nei momenti delle competizioni per parcheggio, e neanche a creare ulteriori parcheggi sotto il creatorio, che aveva destato preoccupazione nelle famiglie che utilizzano il creatorio e ovviamente anche da Rione, no? Visto l'impatto dei lavori, quindi abbiamo risolto anche questo. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi, rimanete con noi. Entriamo in studio. La Corte di Appello ha confermato in secondo grado la sentenza di condanna a 1 anno e 1 mese di reclusione nei confronti di Diego Sen, 42 anni, che nel 2021 aveva aggredito il giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti durante una manifestazione dei No Green Pass. Sen dovrà pagare anche le spese delle 3 parti civili. Si sono infatti costituiti in giudizio anche Ordine dei giornalisti, Assostampa. In primo grado Sen era stato condannato per minacce e lesioni volontarie senza la sospensione condizionale della pena. Le indagini sono state svolte dalla Digos, coordinate dal PM Pietro Montrone. La sera del 6 novembre 2021, durante lo sgombero di Piazza della Borsa da parte delle forze dell'ordine, il giornalista era stato prima colpito con una spallata e con un pugno alla nuca, poi con una testata allo zigomo sinistro. Dal 10 al 12 aprile torna Link Media Festival, l'incontro che mette al centro l'attualità, l'economia e la geopolitica raccontata dal mondo del giornalismo. Trieste si prepara a 3 giorni in cui l'attualità, l'economia, la politica e la scienza si lasciano guardare da vicino. Dal 10 al 12 aprile in Piazza Unità si darà vita a un grande spazio di confronto sul presente, tra guerre, equilibri che cambiano e nuove tecnologie che ridisegnano il futuro, con il ritorno del Link Media Festival attraverso oltre 70 protagonisti del giornalismo, della geopolitica e della scienza, per provare a mettere ordine nel disordine globale. Link cerca di, esattamente come fanno i giornali, le TV, insomma, come deve fare un buon giornalismo, cerca di portare gli argomenti sempre più alla luce, di approfondirli e possibilmente di indagarli con le competenze reali. Ecco, questo evento, a mio avviso e a parere di tutto il nostro gruppo, a partire dal Piccolo, è il tentativo di parlare con competenza degli argomenti che ci stanno più a cuore. Tra i nomi più attesi l'ex premier britannico Boris Johnson, chiamato a leggere le tensioni internazionali. Attenzione anche su Cecilia Sala, premiata per il suo lavoro nei contesti più difficili, e su Marianna Aprile. Il programma attraversa i grandi temi del presente, dalla guerra in Ucraina al Medio Oriente, dal ruolo dell'Europa alla politica americana, fino all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società. Raccontare la realtà è difficile, è molto complesso, bisogna evitare in tutti i modi le semplificazioni, perché
purtroppo la realtà non è semplice e rischiamo di trasmettere un messaggio sbagliato pur di arrivare all'obiettivo di poter acchiappare un consenso per quanto riguarda la politica o un lettore in più per quanto riguarda il giornalismo. Sono una trentina di panel, alcuni sulle questioni globali, parleremo di scienza, parleremo di conflitti, di guerra, di giovani. Importantissimo quest'anno focalizzare il dibattito sui giovani e sul loro disagio. Parleremo di economia, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo anche di società, parleremo di social media e di quanto stanno influenzando e le dinamiche anche familiari, non solo relazionali. Nonostante le tensioni in Medio Oriente e le criticità legate allo stretto di Hormuz, il sistema energetico che fa capo a Trieste regge. Lo evidenzia il presidente della SIOT Alessandro Gorla: flussi di greggio e regolari e nessun impatto sui volumi, mentre le tensioni si riflettono soprattutto sui prezzi. Nel pieno delle tensioni in Medio Oriente, con lo sguardo dei mercati puntato sullo stretto di Hormuz, da Trieste arriva un segnale di tenuta sul fronte degli approvvigionamenti petroliferi. A tracciarlo è il presidente della SIOT, Alessandro Gorla, che descrive una situazione ancora stabile per il sistema che ruota attorno al porto Giuliano e all'operatività dell'oleodotto transalpino. Il flusso di greggio diretto verso lo scalo triestino e lungo l'infrastruttura TAL non evidenzia allo stato attuale interruzioni o riduzioni significative. Il nodo, semmai, si sposta sul fronte economico. Le tensioni internazionali stanno incidendo sui prezzi del petrolio, ma senza determinare per ora effetti tali da comprimere la domanda o alterare gli equilibri della catena logistica che fa capo a Trieste. I volumi che arrivano a Trieste non hanno subito impatti. È un problema per il momento di prezzo. Quindi lo vediamo tutti, fintanto che il prezzo resta entro limiti che non siano di rottura della domanda, cosa che al momento non abbiamo ancora notato perché il mercato è ancora chiaramente, la domanda è ancora forte e lo è proprio anche per effetto di quello che sta succedendo. La situazione per TAL è a livello di volumi abbastanza normale, non abbiamo impatti visibili sui nostri cargo in arrivo e quindi sulle consegne. Più complessa la lettura delle rotte di approvvigionamento. Alcuni paesi del Golfo risultano di fatto fuori dal mercato, mentre flussi si riorganizzano lungo direttrici alternative. Continuiamo a vedere, ovviamente in quantità minore, petrolio che arriva comunque dalla regione. Per esempio petrolio iracheno trasportato in tubazione fino in Turchia, noi continuiamo a vedere dei carghi in arrivo, petrolio saudita consegnato sul Mar Rosso, abbiamo 2 cargo in rada adesso, quindi qualcosa arriva al di fuori di Hormuz. È chiaro che paesi come il Kuwait, il Qatar, il Bahrain sono assolutamente fuori dal mercato in questo momento e questo è il vero problema. Il quadro resta però in continua evoluzione. Negli ultimi anni il mercato energetico globale è stato attraversato da una sequenza di shock che hanno ridefinito equilibri e certezze. Negli ultimi 5-6 anni tra pandemia, invasione dell'Ucraina, guerra commerciale di tariffe e adesso lo stretto di Hormuz sono successi degli shock sul mercato anche petrolifero, alcuni effetti sono stati globali, però riferendosi più al mercato petrolifero, più effetti negli ultimi 5-6 anni degli ultimi 20-25 anni, quindi sicuramente stiamo navigando acque inesplorate, no? Esternalizzazione del servizio, prelievi fuori dagli ospedali. Interrogazione in aula all'assessore alla salute Riccardo Riccardi che risponde necessaria per carenza di professionisti specializzati. Innanzitutto la mia interrogazione risaliva a 1 anno e mezzo fa e riguardava appunto quali segmenti di questo processo sono già esternalizzati o si intende esternalizzare. Preoccupa l'esternalizzazione dei servizi sanitari. Nell'aula del Consiglio regionale in sede di terza commissione, il consigliere di Open Sinistra FVG Fury Onsel ha presentato un'interrogazione all'assessore alla salute Riccardo Riccardi per capire a che punto sia il processo di esternalizzazione e quali servizi investa. E Riccardi ha risposto richiamando una criticità, la mancanza di professionisti specializzati. Lei cita il tema della esternalizzazione e io le dico che molta attività è già esternalizzata a seguito di anni proprio per la limitata disponibilità di competenza professionale. Ma l'interrogazione di Onsel pone il focus sulla possibile privatizzazione o esternalizzazione dei centri di prelievo negli ospedali del Friuli Venezia Giulia.
seppur appunto l'assessore ha precisato che nel capitolato della gara verrà precisato gli orari, l'accessibilità, la numerosità dei punti prelievo, è chiaro che mentre tutte queste cose nel pubblico, no, fino a quando c'è il pubblico, sono scontate, quando si introduce un privato bisogna tutte metterle per iscritto e se non si le mettono tutte poi magari il servizio qualche buco ce l'ha. Quindi la risposta dell'assessore, che annuncia la possibilità di introdurre un partenariato pubblico-privato per la gestione del servizio. È pendente, ancora in una fase istruttoria, direi da diverso tempo, una valutazione di trasformare questa esternalizzazione diretta in partenariato pubblico-privato, proprio per avere l'affidamento in concessione delle attività di prelievo per esterni dei campioni biologici. Questa procedura è in fase preliminare ed è caratterizzata ovviamente da riservatezza di ampia discrezionalità amministrativa al fine di assicurare la completa valutazione preliminare di convenienza e di fattibilità. Giornata di festa a Opicina ieri per l'inaugurazione della struttura che garantisce un tetto ai bisognosi e spazi di socialità, restituita alla comunità Casa Capon. La primissima richiesta, perché era da anni che Casa Capon attendeva di essere ristrutturata, me l'hanno fatta la mia prima partecipazione a Sveglia Trieste e hanno continuato a farmi questa domanda a tutte le altre trasmissioni. Spero che lo facciano anche alla prossima, così potrò dare una risposta finalmente definitiva. Casa Capon restituita alla comunità. L'inaugurazione della rinnovata struttura comunale è avvenuta in un clima di festa, tanto la cittadinanza aspettava questo momento. Il piano terra del complesso di via Isidoro a Opicina sarà la sede operativa del progetto Habitat Microarea di Villa Carsia, spazi per coinvolgere la comunità attraverso attività di socializzazione. Al primo piano la ristrutturazione finanziata con fondi PNRR ha permesso di ricavare 3 alloggi per offrire una risposta concreta a persone senza casa in carico ai servizi sociali. Infine il secondo piano è stato riconvertito a foresteria con 7 camere con bagno, lavanderia e cucina. Ambienti concepiti per garantire un'accoglienza dignitosa a persone senza dimora particolarmente vulnerabili o affette da patologie croniche. Con i lavori pubblici abbiamo realizzato i piani superiori, abbiamo investito 700.000 euro di fondi PNRR nei tempi previsti, abbiamo realizzato nuovi piccoli alloggi, insomma tutta una ristrutturazione completa e a norma, senza barriere architettoniche, con intervento anche alla fognatura, ovviamente sulla base della capienza che ci sarà in questa struttura e quindi oggi finalmente si apre, quindi grande soddisfazione. Anche un intervento importante del Project Allora per la parte tecnologica, ma soprattutto restituiamo alla nostra comunità un altro gioiello, un'altra opera che fa crescere ancora di più Trieste. Uniti si lavora bene, uniti renderemo ancora più bella questa città. È tutto per questa edizione, vi ricordo che ci vediamo alle 17.55 con Trieste in diretta, poi alle 19.30 con l'edizione serale. Buon proseguimento, arrivederci.